possiamo che partire, come sindaci della città capoluogo, non possiamo che partire dall'articolo 119 della Costituzione italiana. Articolo che parla con estrema chiarezza del fatto che gli enti locali hanno una piena autonomia finanziaria e che quindi tutto ciò che essi emettono come entrate, siano esse tariffe, siano esse imposte, conosciute dalla legge, nessuno gliele potrebbe toccare. Quindi se l'IMU barra vecchia ICI è un'imposta municipale, è una rapina costituzionale che essa sia presa dallo Stato. Ciascuno sì, incostituzionale, no, è una rapina, intendo dire, che guardandola dal punto di vista della Costituzione, è incostituzionale. Quindi tutto il meccanismo dell'IMU, che dietro al quale lo Stato si nasconde, noi pensiamo che sia incostituzionale. 2. I comuni, in una situazione difficile del paese che riconosciamo, non si tirano fuori dall'esigenza in qualche modo di partecipare. Però dov'è che a che cosa dovremmo partecipare? Dovremmo partecipare al taglio degli sprechi, ai costi esagerati della pubblica amministrazione, che drena troppi quattrini, che drena troppa ricchezza prodotta nel paese. Però devono essere, lotta agli sprechi. Noi pensiamo che i nostri comuni abbiano una sostanziale virtuosità, e questa deriva dal fatto che siamo riusciti negli anni a mantenere gli equilibri di finanza, malgrado un taglio di 2,5 miliardi sui comuni italiani e fatto dal governo Berlusconi, ministro Tremonti, nel 2011. Sto parlando di dati riferentesi al 2012. 2,5 miliardi del taglio Tremonti sui comuni italiani quest'anno, 1,450 dal governo Monti, e fin qua questi comuni che sono rappresentati al tavolo tutti hanno fatto dei bilanci quadrati, cercando di mantenere i servizi essenziali dei nostri cittadini e tagliando quanto potevamo tagliare. Ora il decreto, lo spending review, il decreto 95, già convertito in legge dal Senato, in fase di conversione da parte della Camera, ci taglia altri, in corso di anno, altri 500 milioni. Noi pensiamo che questi tagli non debbano essere tagli lineari, ma debbono tagliare, se proprio i 500 saranno confermati, devono essere il frutto dei tagli di costi, intermedi superiori alla media, e quindi tagli sugli sprechi, non tagli lineari. In quanto a criteri per la suddivisione dei 500 milioni aggiuntivi inspiegabili, mai era successo che in corso di esercizio, siamo praticamente a 7 mesi su 12 già passati, si dica ai comuni: ti cambio ancora una volta la regola del gioco e quindi ti taglio 500 milioni malgrado i tuoi bilanci già approvati dai rispettivi consigli comunali. Ma se questi devono essere ulteriori tagli nell'ottica degli sprechi,
essi non possono essere fatti sui costi intermedi così come descritti dal DL 95, e cioè sui flussi di cassa 2011. È ingiusto perché i flussi di cassa non rappresentano non rappresentano le reali situazioni di spese, mentre dovrebbero essere fatti almeno sulla media degli ultimi 3 anni per capire esattamente i costi reali. Dovrebbero essere completamente esclusi tutti quei fondi su cui i comuni, fondi di entrata per i comuni da terzi, nel senso che se un comune da una fondazione ricava 100, cioè la fondazione dà 100, quello è un 100 che non può essere calcolato all'interno del ragionamento complessivo. E in più debbono essere verificate le omogeneità, perché ad esempio sul trasporto pubblico locale il Veneto trasferisce i fondi per le nostre aziende del trasporto pubblico locale ai comuni, perché poi i comuni pari pari le girino alle imprese, alle aziende di trasporto, perdendo l'IVA, peraltro, perdendoci l'IVA. Mentre in giro per l'Italia questo non succede, cioè i fondi sono dati direttamente alle imprese, direttamente alle aziende, e questo è un elemento di disparità non indifferente, perché sembra che i nostri comuni abbiano una ricchezza di entrata che non appartiene a loro, perché è una semplice partita di giro. Insomma, equità. Ancora, il 30 di settembre per legge i comuni hanno l'obbligo di portare in Consiglio Comunale gli equilibri di bilancio, cioè dichiarare che il loro bilancio è in equilibrio. Il governo ci dice che abbiamo tempo fino al 31 di ottobre per aumentare tariffe e tasse, a parte il disallineamento delle date, perché se al 30 di settembre abbiamo un equilibrio di bilancio è evidente che... Ma questi sindaci che sono qui sono accomunati dal pensiero che di non dover aumentare ulteriormente tasse, tariffe nei confronti dei nostri concittadini, facendo nascondere lo Stato rispetto alle sue responsabilità. Semmai è lo Stato che deve intervenire, ma non coprendosi dalla mano, non coprendosi dietro la mano dei comuni. Noi pensiamo di aver fatto la nostra parte, e oltre a questa, in situazioni così gravi delle nostre famiglie e delle nostre imprese, noi non intendiamo andare. Sulla questione IMU è evidente che serve una perequazione, nel senso che ci sono dei comuni che hanno incassato realmente più IMU rispetto alle previsioni, alle valutazioni fatte dallo Stato, e ci sono comuni che hanno incassato meno IMU. E se, come dice lo Stato, l'IMU che è stato incassato è omogeneo alle previsioni, occorre evidentemente perequare i comuni su cui lo Stato si è sbagliato, cioè ha messo una ipotesi di entrata non realistica, maggiore, e deve ovviamente dare un po' meno di trasferimenti a quei comuni che invece hanno avuto un incasso reale maggiore di IMU. Questa è una perequazione assolutamente indispensabile. Pensiamo che non possa neanche minimamente avvenire un'altra questione che gira per i palazzi nazionali, che è sospesa, e cioè che si torni a dire che il comune deve pure pagare l'IMU sui propri immobili, e quindi a questo punto poi ci fanno un ulteriore taglio di 350 circa milioni di euro. Non lo vogliamo neanche prendere in considerazione, e contiamo che la parola del ministro Grilli
venga rispettata, che ha escluso questa possibilità. Infine, la situazione è francamente ai limiti. Cosa intendiamo per i limiti? Intendiamo che ulteriori tagli per i nostri bilanci, che ci autodefiniamo virtuosi, e siamo pronti ovviamente alle verifiche, numero di dipendenti, spese generali, spese di rappresentanza e così via, siamo pronti alle verifiche. Siccome qualsiasi altra riduzione effettiva finirebbe non potendo agire sull'entrata e non volendo agire sull'entrata per i motivi che ho detto prima, finirebbe per toccare i servizi essenziali dei cittadini. Noi non lo vogliamo fare, quindi noi ci aspettiamo che il mese di settembre, così ci è stato detto, sarà un mese importante per tutte queste perequazioni di cui abbiamo parlato, ma se dovesse arrivare un taglio lineare, se le perequazioni non fossero fatte, se tutti i comuni con le mani bucate, sia i comuni che invece hanno cercato di reggere in tutti questi anni differenze di zero, allora questo tavolo, non come minaccia, ma come affermazione, assumendocene tutte le responsabilità, dice: noi saremo obbligati a uscire dal patto di stabilità, con tutte le conseguenze che questo significa. Uscire da un patto di stabilità vuol dire, tutto sommato, uscire da un patto di lealtà tra enti locali e Stato, ma arrivati a questo punto, a fronte di diseguaglianze, di iniquità, noi non ce la sentiamo di arrivare a tagli ai servizi essenziali dei nostri cittadini. Penso di avere, spero che il collega mi